Oggi, caro Armando, abbiamo qualcosa di straordinario da raccontare. Ah sì, Bruno? Sì, perché mi leso qua, che cos'è? È il cappon al precotto. Ah sì. Che no, attenzione, perché noi altri andiamo, non siamo soltanto qua nel Veneto, ma in streaming, andiamo in tutto il mondo. Quindi, e ora bisogna che contiamo cosa sì. che è il cappon. È il Capon. Il Capon è innanzitutto, caro Bruno, e buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici. Sì, buongiorno, scusateci, ma noi siamo così, siamo un po'... Siamo strani. così presi con queste Sì. ricette che non possiamo dimenticarvi di non augurarvi il buongiorno. Certo. Quindi il capon al precot. Intanto sei un pollo. Sì, un pollo che viene castrato. Poretto, Castrato, ma poretto. no, Quindi no, questo... mal solo a pensare che mi sono... E quello che fai, così sì. questo capone... Ma quando che sei piccinino? Sì, viene Sì, castrato perché subito allora viene... e poi viene così bello prosperoso e ti fa dei petti così prosperosi che non ti dico, che è veramente meravigliosi poi per mangiarli. Speriamo che noi altri non diventiamo capon perché No, allora mi no, preferisco spero, mangiarlo in teccia. Certo. Quindi il precot, mie care signore, il precot è una cosa che molte persone si ricordano cos'è il precot. Il precot è niente di meno che un pezzo di lardo da 10 cm più o meno, tagliato di un spessore di 1 centimetro, adagiato in una carta velina, carta oleata, no? Poi questa carta oleata si chiude e si fa a modo di un sigaro, che pare un sigaro, e dopo si avvolge ancora un'altra volta con una carta paia. Qui da maceai, sapete che quando chi ne c'ho la carne, una volta che usava incartare la carne, ne ha carne carta carta paia. Sì, gialla. gialla. Quindi, ecco, gialla. No, Qui era un pezzo anche di qui che avvolge quella oleata e se si era ben dai parti, sto bastonetto di lardo, sto sigaro così. Questa è la versione del precot, che adesso vi spiego come che si fa dopo. Quindi sto precot dopo viene in pizza, fai giù, vi dico come che va messo, eccetera, di fuoco lardellante. E capon che vediamo oggi è al precot, quindi è un capone bello, prosperoso là da essere, per 4 persone, vede da trovare un capone da 2,5 kg, se no non è capone, bel grosso così. Se sei in do e ne inviti noi altri Guardi, a 3 kg. mamma mia, noi veniamo subito, se no, mie care signore, fai una mangiata a mezzodì anche a sera. E questo è il bello di contare queste ricette. Quindi, un capone da 2,5 kg, una rametta di rosmarin, 4 foglie di salvia, 4 cucciari di olio extravergine di oliva, una fetta di lardo, quello che abbiamo detto, bella grossa, ecco qua siamo generosi, 2 bei bicchieri di vino bianco secco, una carota, una cipolla e una gamba di sedano e un 50 grammi di burro. Volete il caponte che mette anche la carota? Scusa. Sì, ma bisogna adesso ti dico che vuole la carota perché mi fa un sugo, Bruno, che è eccezionale. Ho capito, ma già ti ho castra, dopo te che mette anche la carota in testa. Mi fa un sugo buon come te, Bruno. Vabbè. Allora, il procedimento è questo, sale e pepe ovviamente. Prende il capone dopo averlo pulito e lavato, oppure dal vostro macellaio aver preparato lavare tutto, lo asciugate per bene e tutte le verdure che vi ho elencato, il sedano, la carota, la cipolla, no? Le tagliate tutte a pezzettoni grossi e quindi una parte di queste verdure ne mettete, le introduce dentro nella panza del capon e anche la rametta di rosmarin, un tocco fuori e un tocco nella teglia dove che mettere sto capon. Una volta che vi ho messo tutte queste verdure, salire all'interno con il sale grosso, che è importante, sale grosso, una bella masnada dentro del pevero così, che mettete il masnina, una masnada che va dentro sto pevero e quindi qua siamo a posto. Per fuori della teglia, perché c'è una teglia di giusta misura che va in forno, gli metterei il resto delle verdure, il resto di rosmarin e salvia, perché lo fate in proporzioni un po' dentro, un po' fuori, no? E che anche per sola una generosa
saporata di sale grosso, che condì con l'olio e mette in forno a 180 gradi. In forno gli dà una rosolata così forte per 10 minuti che prende colore. Quando che l'ha presa il colore, tutti i sussughi resta dentro, che è importante. Me lo sbassè a 170 gradi, a 160, e là cucinai, era un'ora e mezza per cucinarlo. Però ogni tanto deve da bere a sto capone, che è importante, perché se pensavate il castrè che mette la carota deve il manco da bere. E quindi vede il forno ogni tanto deve un po' da bere a sto capone, che quindi dà umidità alla cottura del capone, le verdure, perché ogni arrosto che fa in forno deve mettere una base di carote, seno e cipolla, perché quelle fanno umidità, non fa bruciare il fondo che manda fuori a sta carne, e quindi lo fa rimanere morbido, piacevole, che dopo si ricava sto sughetto che va bene dopo a condire il capone sopra e servirlo in tavola, magari canca qua che va bene a pointa brustoiata, caro Bruno. E una volta che hai fatto così, che le arriva a cottura, mi preparei bianca. Pointa bianca. Qua bianca. No, però nel frattempo mi preparei il tocco del lardo che viene scartossato, no? Me lo mettei in forno a scaldare 5 minuti. Perché? Perché il lardo si scalda ed è pronto a ciappare fuoco. Era con questo capon fora che mettevi al forneo di cucina, in pissecco con fiammifero, sto scartosetto, però sto scartosetto in filzeo con una forchetta, fracchegli dentro una forchetta che quindi oppure una pinzetta da tenerlo così. E quindi accendete questo cartoccio, prende fuoco, e quando che vedrete che brucia la carta, si avvicina che al lardo, scaldandosi con questo fuoco che fa la carta, che la carta sta a fuoco, fa la goccia, e la goccia è qualcosa di stupendo a vederla che cade giù, accesa nel capone. Allora voi fate altro che quale poco orio, qua un fiammanco, la giossa, anche perché prende un sapore affumicato, piacevole, da questo lardo. Aspetta che dico cosa che vuol dire steak. Vuol dire che quando, scusami, quando che la giossa la casca, la fa steak, la fa zzz, ecco. La frise come, perché è friggente, il mio da steak è giusto che lui precisa che mi è di aiuto, e questo mi fa piacere. Noi andiamo in tutto il mondo, come ti ho detto prima. Giusto. Allora voglio rassicurare i nostri video ascoltatori che io vedo anche in Brasile bene. Magari i brasiliani veneti Cecchi se lo ricorda meglio di noi altri, però dopo magari gli mette sotto le scritte in portoghese e se può anche trasformare il nostro dialetto che anzi fa cosa graditissima. Ecco, allora, quindi gatto finito? No, 2 minuti solo. Dai, allora quindi sapete che tutte queste gocce fiammanti che vanno nel capone le dà un ulteriore sapore. Dopo le portei in toia, tagliai a tocchi e servì col sugo di cottura passà e che lo mettei sopra e con la pointa brustoiata. Questo è una cosa meravigliosa. Se volete dare un motivo di allegria perché porta bene, un melograno spaccai in due a metà dolcemente e col cucciaro battesò così che viene tutti i chicchi, lo arricchì con tutti i chicchi di allegria che dicono che porta, chicchi di melograno che dice che porta bene. Il melograno è un frutto che ha dei chicchi rossi e immagino. Dopo saremo a parlare di altro del capone, ma parleremo la prossima volta. Un'altra volta perché adesso dobbiamo salutare i nostri ascoltatori. Speriamo che anche oggi abbiate seguito con piacere la nostra ricetta. Vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie. Ciao Armando, ciao. sempre in forma e così. Buon appetito a tutti, buongiorno.